Presentato il cartellone dei concerti estivi in Piazza Unità a Trieste, protagonisti gli Iron Maiden, Mika e Einaudi. Il 9 giugno prende il via il cartellone dei concerti proposti quest'estate a Trieste e presentati questa mattina. Tra i protagonisti ci sono gli Iron Maiden, Lodovico Einaudi e Mika. Sentiamo Anna Vitagliani. Mandi Trieste! Bruce Springsteen aveva infiammato i 30.000 dello stadio Nereo Rocco di Trieste, era il 2012, poi si continuò con il rock, 12.000 fan sotto la pioggia pur di vedere i Green Day. Un grandissimo successo furono anche i Pearl Jam e l'anno scorso 5.000 in Piazza Unità per la musica melodica dei Volo. Trieste d'estate da anni si trasforma in un grande palcoscenico per artisti di fama mondiale e quest'anno non farà eccezione. Presentato ufficialmente il calendario di Live in Trieste 2016. Ad aprire ufficialmente le danze in Piazza Unità il pianista e compositore Ludovico Einaudi, artista che ha saputo conquistare il mondo con il suo talento, appuntamento per sabato 9 luglio. E poi si cambia decisamente genere il 26 luglio con gli Iron Maiden che scelgono come unica data del nord-est proprio Trieste e gran finale il 28 luglio con Mika, cantante libanese naturalizzato britannico, con il suo spettacolo fatto di suoni, colori e grandi successi. Giovanni Candussio di Azzalea ci spiega perché si sceglie di spaziare nei generi. La musica è di tutti, il luogo dove scegliamo di farla è di tutti, la Piazza Unità, bellissima tra l'altro, che quindi accoglierà giovani, meno giovani, appassionati di rock, appassionati di musica classica, appassionati di pop, insomma è un ritrovo, un salotto dell'estate cittadina. Mika, forse l'artista più atteso, torna in Friuli Venezia Giulia dopo un recentissimo passaggio a Udine. Qui ha ambientato il suo nuovo singolo Earth, colonna sonora del film di Ivan Cotroneo, Un bacio, in sala in queste settimane. È una persona che non si nasconde, parla di temi forti nelle sue canzoni, lo ha sempre fatto, è diventato anche per questo un'icona pop apprezzata a livello internazionale, una star completa.